Fondazione Radio Magica Onlus presenta Un marciapiede sull'acqua. Il molo audace è come un marciapiede, ma largo, che cammina sul mare. È senza ringhiere o muretti, come tutti i moli del mondo. E c'è da chiedersi perché. Non lo sanno i costruttori di moli che si rischia di cadere in acqua se si cammina troppo vicino al bordo? Comunque, il molo non si chiama audace per via di questo rischio. Audace è una bella parola che vuol dire ardito, coraggioso, ed è come un invito a sfidare se stessi e il mondo. Audace era anche il nome della prima nave italiana che è attraccata lì il 3 novembre del 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale. E così il molo, che fino a quel momento si chiamava San Carlo, ha cambiato nome. Per chiamare le cose come si deve, quella non era una nave e basta. Era un cacciatorpediniere. Ossia una nave veloce capace di dare la caccia alle torpedini. Che in natura e dentro il mare sono dei pesci piatti, non particolarmente belli, però elettrici e capaci di dare la scossa. Le torpedini in guerra invece erano i siluri, i proiettili esplosivi che filavano sott'acqua. Si stava parlando di marciapiedi sul mare e si è finiti a parlare di guerra. Il molo audace di Trieste, che era il porto dell'impero austro-ungarico, di guerre ne ha viste passare tante. Vicino al molo audace e vicinissimo all'acqua ci sono due ragazze di metallo, due statue, sedute sul muretto, che invece fanno pensare alla pace. E sono lì che cuciono una bandiera tricolore. Hanno anche le forbici appoggiate lì. Ovviamente non si vede che la bandiera è tricolore perché è color statua, cioè in questo caso color bronzo. Però è una cosa che si sa. E c'è anche un bersagliere che sale la scala dall'acqua sventolando un'altra bandiera. Anche quella tricolore, anche quella di bronzo. Le ragazze e il bersagliere sono lì da un po', ma sono sempre giovani, come succede alle statue. Anche tra le persone che si vedono sedute sul molo audace, molto vicino all'acqua, ci sono molti giovani. Sono ragazzi e ragazze che si ritrovano lì e poi, non essendoci nessuna panchina, gli tocca sedersi per terra, dove sembra che stiano molto bene, perché chiacchierano, ridono, ascoltano la musica e qualche volta si baciano. Si vede che non hanno paura di cadere, anche se a furia di parlare, canticchiare e baciarsi, c'è caso che finiscano in acqua. Ma non sembrano preoccupati. E probabilmente non c'è niente di cui preoccuparsi. A Trieste c'è così tanto mare che tutti devono saper nuotare. Fondazione Radio Magica Onlus ha presentato Un marciapiede sull'acqua. Antico molo realizzato tra il 1743 e il 1751. Trieste.
Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili sul sito www.radiomagica.org.